Va ora in onda la rassegna stampa. Streets are swirling through my mind. Trouble was often in the air, so we fall to forget our despair. 'Cause I'm a street player, and I'll play you a song. 'Cause you know my heart and soul will carry on. City life's the only way. Street corners, busy hubs, world our home away. Lesson learned just to help it today. I'm a street player, and I've seen it all. The hitman thieves and many wrong, but as you see, I still stand tall. It was such a small space to play. Never knew that I would burn a musical path for all to see. Anxiety to ecstasy. Ooh, I'm a street player. I'm a street player. I'm a street player. Ooh, I'm a street player. L'anno era il 1979 e questi erano i Chicago, direttamente appunto da Chicago, la città di Leone XIV, con Street Player, suonatore di strada. E in un certo senso un papa deve essere un suonatore di strada, sempre pronto ad andare in giro in mezzo agli altri. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, lunedì 12 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che temporaneamente sto sostituendo io e che saluto, e naturalmente videopillole, noccioline, caramelle e tante altre bellissime cosette. A quali coordinate incrociamo? Sempre le solite, ça va sentir, madame e messieurs. 0292947222 per il telefono. Quando lo dirò io? Probabilmente dopo le 9:15, perché oggi c'è con noi anche
l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Dopodiché abbiamo il 340-670-9659, che sono le zappe o WhatsApp che dir vogliano, se io vi suggerirei di concentrarvi più su queste oggi, visto che appunto il tempo per le telefonate sarà un pochettino risicato. Andiamo allora con la rassegna stampa di questa mattina. Quali sono i temi principali? Li vedrete tra poco. L'Albania, dove si sono svolte le elezioni e Rama è stato riconfermato. Naturalmente questa notizia non è compiutamente presente sui giornali per ovvi motivi, perché i giornali vanno in stampa chiaramente di notte e quindi non ci può essere un aggiornamento completo. L'Ucraina, Zelensky ha lanciato una sfida a Putin: vedi che io giovedì vado in Turchia, vieni pure tu che trattiamo finalmente questa pace se hai coraggio. Dopodiché il Papa, che comincia a essere tirato per la veste talare da tutti quanti. Il Fatto Quotidiano dice che è come Bergoglio. Socci, che prima era un anti-bergogliano, poi era diventato bergogliano, adesso invece sul Libero scrive che è tornato il Papa. Giravolte che nemmeno quelle che si fanno in padella, per cui, ladies and gentlemen, c'è da divertirsi. Il killer che ha ucciso una collega si è buttato giù dal camminamento nord del Duomo ed è atterrato sfracellandosi sul sagrato del Duomo di Milano. E poi c'è un'interessante inchiesta del Tempo sull'islamizzazione dell'Italia. E infine i poveri alpini. Io voglio salutare tutti gli amici alpini che ci stanno ascoltando, perché non hanno pace da qualche anno. Una volta sono stupratori e molestatori e non è vero. Un'altra volta che sono una manica di ubriaconi che lasciano sporco e non è vero. Un'altra volta ancora, ora l'ultima è che sono fascistoidi che ballano faccetta nera e non è vero. Insomma, vedete un po' voi che cosa sono gli alpini. Secondo me sono uno dei migliori esempi dell'Italia per bene, però magari qualcuno non è d'accordo, non lo so, lo chiedo a voi al 340 670 9659. Va bene, cominciamo con le agenzie. Eccoci con l'ANSA. L'ANSA apre con Zelensky: aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse, il pressing di Trump su Kiev. Rubio, subito il cessate il fuoco, momento, prima la creanza però. Francesco, nostro pastore d'onde, buongiorno e buon lavoro e buona settimana, già che ci siamo, e che cavolo. Ancora Medio Oriente, Netanyahu: intensificheremo i combattimenti, nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio. La guerra commerciale, gli Stati Uniti e la Cina annunciano da Ginevra una prima intesa sui dazi. La Serie A, frenata a scudetto per il Napoli, al Maradona finisce 2-2 col Genoa. Cronaca e foto. Scusate, io sono a lutto perché la Vibonese ha perso ai playoff contro la Regina, 2-0. Ce le siamo dovute incassare. Avete fatto tanto, ragazzi, se ne parla l'anno prossimo. La BBC, eccoci qua. Hamas rilascerà l'ostaggio israelo-americano come parte degli sforzi per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza. Idan Alexander, 21 anni, si ritiene sia l'ultimo ostaggio con doppia nazionalità, quindi nazionalità anche americana, in quel di Gaza. Dopodiché c'è qui a sinistra Zelensky che sfida Putin appunto a incontrarlo dopo che Trump ha richiesto ancora una volta che l'Ucraina e la Russia avviino dei colloqui, e allora scrive appunto Zelensky: aspetterò Putin in Turchia giovedì personalmente, scrive il leader ucraino, dopo che Trump lo aveva invitato a fare l'incontro adesso, punto esclamativo. Al Canada invece i Liberal, il partito del Premier Kearney, hanno un seggio in più, sono di un seggio più vicini ad avere la maggioranza in Parlamento dopo il riconteggio delle schede in quel del Quebec. Questo è quanto. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani. Ecco il Corriere della Sera, mitico Corrierone, che apre ovviamente con l'Ucraina. Zelensky e Putin, sì al vertice, la proposta dello zar, il pressing di Trump, appello di Leone XIV per gli ostaggi.
USA, tariffe, prima intesa con la Cina, il leader ucraino, giovedì sarò a Istanbul, mi aspetto lo stop ai raid, il Papa, mai più la guerra. Ha ripetuto la frase che disse Paolo VI all'ONU nel 65, jamais la guerre. L'intervista con Tajani, Italia e Kiev, noi già al lavoro per ricostruire, vedremo come. Parla l'ex segretario di Benedetto XVI, Georg Genswein, un uomo che è stato punito da Bergoglio in una maniera clamorosa. Ora è finita la stagione dell'arbitrarietà e ne ha Sassolini nella scarpa da levarsi pure lui. Di spalla il suicidio è precipitato tra la folla sul Sagrato. Milano, il killer evaso si lancia dal Duomo, trovata morta la collega. Fotonotizia, eccolo qua che mordicchia una penna, il personaggio, parla Luciano Spalletti, io partito dai campetti, sarò felice di smettere, vorrei rivedere Vialli, un'intervista zucchero e miele firmata da Walter Veltroni. Il Fatto Quotidiano ha capito tutto, continuità nel Regina Coeli, il Papa cita il predecessore parola per parola. Leone è come Francesco, mai più guerre dall'Ucraina a Gaza, sì come no, ognuno ci vede quello che vuole. Politica e affari, viaggio con figlio, Musk, Zuckerberg, il Trump d'Arabia va contro Netanyahu, gli impone la tregua. Negoziato diretto il 15 maggio in Turchia come 3 anni fa, Putin vuole ripartire da Istanbul, Zelensky alta al fuoco e vengo. Il Giornale, la svolta tra Kiev e Mosca, Ucraina, l'ora della verità, Zelensky accoglie l'invito di Trump, pronto a incontrare Putin in Turchia, accetti la tregua. Lo zar spalle al muro, il nuovo papa da San Pietro, la pace sia giusta e Donald incassa anche l'accordo con la Cina sui dazi. Ritorno al Palazzo Apostolico, Prevost riapre le stanze papali, pare proprio che se ne tornerà a vivere nell'appartamento papale. L'intervista a Giuliano Amato, il pontefice difenderà valori e tradizioni. Fotonotizia centropagina, vedete il Duomo di Milano, shock a Milano, l'evaso killer suicida dal Duomo. Orrore, le forze dell'ordine coprono il corpo dell'evaso che si è suicidato dal Duomo di Milano. Procedure più veloci, ponte, voli, PNRR, lo sblocca Italia nel DL infrastrutture, nuovi fondi e sburocratizzazione. Il Tempo, prove di pace all'americana, arriva la svolta nel conflitto tra Ucraina e Russia di Putin. Dopo lo scontro alla Casa Bianca e la foto del confronto di San Pietro, Trump incassa il sì di Zelensky all'incontro con lo zar da Erdogan. E così, dopo 3 anni, l'Europa apre il dialogo con Mosca. Il ruolo di Meloni con Ursula e la voce dell'altro americano Prevost. Il primo Regina Coeli, il grido di Leone XIV ai potenti, basta con le guerre, poi si rivolge ai religiosi, ascoltate, abbiate coraggio. Di spalla, la scuola politica della Lega, la Le Pen va da Salvini, Ursula e i volenterosi sono guerrafondai, noi siamo i veri artefici della pace. E poi c'è il momento più divertente, ovviamente, della rassegna stampa, no, lo teniamo per un attimo lì perché il caso Paderno Dugnano, vi dicevo appunto del Tempo che fa questa inchiesta, il caso di Paderno Dugnano, le associazioni comprano immobili con fondi di origine sconosciuta, così l'Islam conquista la Lombardia. Parla l'eurodeputata Anna Cisint, sinistra complice degli islamici per avere qualche voto in più. Ora un faro sulle zone grigie, preciso quello che c'è nel romanzo Sottomissione di Michel Houellebecq, che io vi invito caldamente ad andare a leggere. Se non lo volete comprare, ci sono tante belle librerie comunali, biblioteche comunali dove lo potrete prendere in prestito. Così poi ci fate un pensierino sopra e mi dite che cosa ve ne pare. Il Tempo di Osho, ecco qua, il momento più divertente della nostra rassegna stampa. Gli arabi regalano a Donald un Air Force One da 400 milioni. C'è J.D. Vance che si volta verso Trump e gli chiede: ma de bollo quanto ci costa? Sempre meno della mia Alfa Romeo, stai tranquillo. La Repubblica, Zelensky apre a Putin, il presidente ucraino pronto a incontrare il leader del Cremlino ma accetti subito la tregua. Verso il vertice a Istanbul per i negoziati diretti, Erdogan, svolta storica, la spinta di Trump. Vedete poi la fotonotizia a centropagina, c'è Leone, appello del Papa per la pace, sia giusta, vera e duratura.
L'annuncio poi di USA e Cina, primo accordo sui dazi, Albania alle urne, per gli exit poll ha stravinto Rama. E in effetti stamattina il GR2 diceva alle 6:30 appunto che avesse vinto Rama. Siccome ancora neanche le agenzie sono aggiornate, essendo le 7:44 minuti e 29 secondi, è chiaro che ancora non ci sono notizie, diciamo così, più approfondite. Però sì, stanotte è successo questo. La Stampa, pace, Zelensky sfida Putin, leader ucraino, basta scuse, la Russia accetti la tregua da oggi e vediamoci giovedì al vertice di Istanbul. Il Papa, Ucraina, serve un'intesa giusta, Gaza, stop ai combattimenti, ma gli ostaggi vanno liberati. Tra l'altro, piccola nota a margine, la pace giusta è quella che nasce dal cuore, secondo la dottrina cristiana, non è la mera assenza di guerra. Fotonotizia a centropagina, i dannati del Sudan, il conflitto dimenticato in Africa dal 2023, esercito e milizie costringono milioni di civili alla fuga. La verità, imboccata la via d'uscita dal conflitto tra Russia e Ucraina, forse è la volta buona. Dopo settimane di tira e molla, questa può essere quella decisiva. La telefonata tra lo zar ed Erdogan crea le premesse per sedersi al tavolo. Zelensky ci sta, aspetto Putin personalmente. Ora sperare si può. Il segretario di Stato USA in Turchia nei giorni caldi della possibile trattativa. Il ruggito di Leone XIV, presto una pace che sia duratura. Vedete poi il titolo in pagina, morto suicida dal Duomo il killer di Milano, Emanuele De Maria, evaso e latitante dopo aver accoltellato un uomo, si è gettato dalle terrazze della cattedrale, è stato riconosciuto per i tatuaggi. Trovata senza vita al Parco Nord la sua collega, di cui si erano perse le tracce. E poi sempre Fabio Amendolara, che è autore del pezzo appunto sul suicida, sull'evaso del Duomo di Milano, fa un'altra inchiesta molto interessante, che è questa: sempre più casi, la criminalità tra i giovani viaggia sul filo dei coltelli, ed è una cosa davvero drammatica. Libero mette in pagina la giravolta di Antonio Socci, eccolo qui. Qualcosa è cambiato, è tornato il Papa. Nella sua prima domenica da pontefice, Prevost smonta i tentativi di ridurlo ad anti-Trump. Parla di Gesù, anche se a certi non piace. E poi li vedete qua mentre sfilano, suonando qua ovviamente la loro banda, gli alpini, le penne nere, gli alpini un esempio, lo schiaffone di Mattarella, PD e 5 Stelle. Il capo delle forze armate ha parlato, li ha messi in riga, non gli alpini, ma coloro che li hanno attaccati. L'intervista alla penna nera Rizzo, dem antifascisti, da Passerella. Milano, l'omicidio era fuori impermesso, killer si suicida in Duomo, polemiche e misteri. Requisiti e trucchi, il concorso, così si diventa uno 007, cosa sappiamo? Corna e bugie dietro al delitto Paganelli. Diamo un'occhiata anche a Italia Oggi che però non è il quotidiano ma è il settimanale, Italia Oggi 7, certificare la governance, il report volontario di sostenibilità VSME e il rating di legalità si stanno affermando sempre più come strumenti di vantaggio competitivo per le piccole e medie imprese. Servizio di Ricciardo e Allegrucci alle pagine 5 e 6, poi Roxy Tomasicchio e il collega Rizzi da pagina 8, il sistema bancario cambia pelle, pochi sportelli, avanza il digitale, e poi l'editoriale di Marino Longoni, il condirettore di Italia Oggi, che salutiamo, non obblighi ma opportunità. Va bene, adesso noi passiamo, che ora si è fatta, alle 7:48 minuti e 12 secondi, passiamo direttamente ai giornali. Per far prima oggi niente stampa locale per ovvi motivi, perché siamo un po' stretti con i tempi. Voi però, se volete, potete già intervenire al 340 670 9659 con le vostre zappe o WhatsApp, che dir voi, anzi siamo qua e vi aspettiamo. Partiamo dalla questione dell'Ucraina, però partiamo dalla questione dell'Ucraina con la Repubblica e segnatamente con quello che Salvini e la Le Pen hanno da dire, perché sapete appunto che c'è la scuola politica della Lega in corso, e allora siamo qua a pagina 17 di Repubblica. Patto Salvini-Le Pen per scardinare l'UE, il potere torni agli stati,
Naturalmente non c'è solo questo, perché hanno parlato prima di tutto della situazione internazionale. Alla scuola leghista la leader del Rassemblement National, le foto con l'alleata a San Pietro, poi gli affondi contro l'Unione. Cosa dice Marine Le Pen? Dice chiaro e tondo, la nostra, chiudendo appunto il suo intervento a Palazzo Rospigliosi, alla scuola di politica della Lega, la missione della nostra generazione è a portata di mano, riportare la sovranità nazionale in Europa. È la fine della mondializzazione, il ritorno alle politiche nazionali, la sovranità e il ritorno alla potenza. Dice proprio così, il ritorno alla potenza, cancellando d'un colpo il sogno del francese Jean Monnet e di Alcide De Gasperi di un continente dove le potenze, invece di combattersi, provano a costruire una federazione europea. La leader del Rassemblement National, condannata in Francia per una frode di quasi 3 milioni di euro ai danni del contribuente europeo, attacca a testa bassa l'Unione e la maggioranza Ursula, da cui i patrioti sono esclusi. La Commissione europea, argomenta Le Pen, sfrutta con cinismo abietto ogni crisi per privare le nazioni sovrane di ulteriori poteri. Ma accaparrarsi le competenze non basta. La tappa successiva è l'ingerenza diretta della Commissione nei processi elettorali degli Stati membri. Da qui il sostegno al nazionalista romeno George Simeon all'AfD, benché la leader francese, a differenza di Salvini, puntualizzi di non condividere l'ideologia dei nostalgici della Germania ariana. Qualcuno dica a chi ha scritto questo pezzo che la Lega è sempre stata di suo antifascista. Ma se l'armamentario di Le Pen e Salvini contro le istituzioni comunitarie non è nuovo, a colpire sono gli attacchi congiunti ai leader europei e alla coalizione di volenterosi andati a Kiev per esprimere sostegno a Zelensky. Dopo aver partecipato insieme in piazza San Pietro a Regina Coeli di Leone XIV, i due alleati prendono al balzo l'esortazione del pontefice sulla pace. Gli applausi della piazza di oggi sul tema della pace sono qualcosa che per l'azione politica mia e del mio partito sono fondamentali. Oggi il Santo Padre si è rivolto ai potenti del mondo. Un appello che per Salvini rischia di cadere nel vuoto, perché a occhio a Parigi o Bruxelles o a Berlino c'è qualcuno che non sta lavorando per la pace. C'è l'impressione che a qualcuno convenga che le guerre proseguano. Marine Le Pen mette quindi nel mirino l'arcinemico Macron, davvero ambiguo, che più che cercare di far tacere le armi, sembra preparare la guerra. Sono d'accordo che non dobbiamo lasciar solo a Trump e a Putin la ricerca di una soluzione, ma mi chiedo cosa stia facendo Macron per la pace, se sia questo il suo obiettivo. Questi attacchi diretti e frontali al presidente francese e al cancelliere tedesco da parte di Salvini vanno letti naturalmente anche come un'azione di disturbo nei confronti della premier Meloni, che non è andata a Kiev insieme agli alleati come fece Draghi nel 22, ma ha comunque partecipato in video al vertice dei volenterosi pro-Ucraina. Un vorrei ma non posso per non scoprirsi a destra. Dopo le solite critiche al Green Deal, a colpire l'affondo di Salvini contro le politiche europee su immigrazione e difesa. Proprio quelle politiche che Giorgia Meloni ha condiviso con Ursula von der Leyen. La Lega, argomenta il vice premier, è a favore di un aumento di spesa per la sicurezza nazionale, ma non vogliamo fare debito per andare a comprare 3 carri armati in più dalla Germania. L'Italia si deve difendere, ma non da un'improbabile invasione di carri armati da est, ma dall'invasione in corso di clandestini che stiamo affrontando da soli, perché l'Europa se n'è fregata. Quindi rivendica l'amicizia con Marine Le Pen, una delle donne più importanti di questo continente, lei sì, altro che Meloni. Un'amica che abbiamo conosciuto anni fa, quando nessuno poteva parlarci. Le avevano disegnato una croce sulla schiena, come accade oggi con l'AfD. Salvini è certo che alle presidenziali del 2027 sarà lei a entrare all'Eliseo e prepara un altro summit sovranista, questa volta in terra francese. Il 9 giugno nella Loira i patrioti si ritroveranno per celebrare il successo alle elezioni europee di Rassemblement National, 32%. L'hanno chiamata la fête de la victoire. Sapete chi è un altro che critica fortemente il Rearm Europe e dice che non si devono spendere 800 miliardi di euro per armarsi? Lo sapete chi è? No, non è Salvini, non è uno della Lega, è Matteo Renzi. Basta leggere appunto il suo libro L'influencer, dove tra un insulto e l'altro a Giorgia Meloni, però lui stesso si dice contrario a Rearm Europe e dice di non fidarsi di Ursula von der Leyen. Sarà anti-europeista pure l'altro Matteo, cioè Renzi,
da Firenze? Chi lo sa, dubbi di vario genere. Signore e signori, questa mattina alla rassegna stampa alle 7:54 minuti e 15 secondi. Andiamo a vedere allora l'Ucraina. La sfida dei colloqui, siamo su Il Giornale adesso, la sfida dei colloqui Mosca-Kiev, Zelensky pronto a vedere Putin, lo zar propone negoziati diretti in Turchia da giovedì, Trump all'Ucraina, accettate, capiremo se Vladimir vuole la pace. Volodymyr, lo aspetto di persona, basta scuse. E allora andiamo a vedere che cosa propone Putin. Putin ha annunciato di voler chiedere a Erdogan di organizzare un nuovo round di negoziati diretti tra Russia e Ucraina il 15 maggio a Istanbul, lasciando intravedere la possibilità di un cessate il fuoco duraturo. Il sultano, che non ha mai sanzionato Mosca, si è dichiarato senza esitazione alcuna pronto a svolgere il delicato ruolo di mediatore. E il Cremlino sottolinea in una nota che la parte turca sostiene pienamente l'iniziativa russa e fornirà tutta l'assistenza possibile. La proposta arriva però sullo sfondo di un'escalation militare. Ieri mattina Kiev è stata investita da una pioggia di missili e droni e di posizioni ancora distanti tra le parti, soprattutto sulle questioni di riconoscimenti territoriali di Crimea e Donbass. Tant'è che Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, mette subito in chiaro che gli obiettivi delle trattative saranno quelli di affrontare le cause profonde del conflitto e garantire gli interessi della Russia. Inoltre, non siamo d'accordo con l'iniziativa di inviare in Ucraina le forze di peacekeeper europee. La mossa del Cremlino segue l'incontro di sabato a Kiev tra Zelensky e i leader della coalizione dei volenterosi, tra i quali Macron, Merz, Starmer, Tusk, con altri come Giorgia Meloni collegati da remoto. Al termine del vertice era stato lanciato un ultimatum a Putin: accettare un cessate il fuoco di 30 giorni o affrontare nuove sanzioni da UE e USA. Il presidente ucraino Zelensky, in un post sui social, ha ribadito di aspettarsi che la Russia confermi una tregua completa e affidabile già da oggi. E il 15 aspetterò Putin in Turchia. Siamo pronti al dialogo. Lo zar di Mosca, nel corso di una dichiarazione notturna, ha ignorato la richiesta di una pausa bellica di un mese, bollando come rozzi gli ultimatum occidentali e accusando l'Ucraina di aver respinto multiple offerte di tregua, compresa l'ultima di 72 ore scaduta a mezzanotte di sabato. Nonostante tutto, siamo pronti a riprendere i negoziati senza precondizioni a partire dal 15 maggio a Istanbul, ha detto, ringraziando anche Trump per i suoi sforzi di mediazione. L'apertura russa è stata accolta con una certa cautela dall'Occidente. Per il neocancelliere tedesco Merz è un iniziale segnale positivo, ma non basta. Prima cessate il fuoco, poi i negoziati. Macron è convinto che Putin voglia guadagnare tempo, serve una tregua immediata. Il suo ministro degli esteri Berrot ritiene che anche lui dovrebbe sedersi al tavolo di Istanbul. Dalla Casa Bianca invece Trump parla di giornata storica, continuerò a lavorare per fermare questo bagno di sangue e invita Zelensky a partecipare per vedere che aria tira. Speriamo in bene. Andiamo a vedere allora che cosa succede. Cosa succede in città? Guarda qui, guarda là. Andiamo a vederlo sul Corriere della Sera, precisamente a pagina 15, perché c'è qualcuno che dice, insomma, di essere già al lavoro per la ricostruzione dell'Ucraina. Eccolo qui, chi è? È il vicepresidente nonché ministro degli esteri Antonio Tajani. Oggi ci sarà un nuovo vertice europeo a 5. Cosa dice Tajani, che viene stuzzicato anche sul fatto che Giorgia Meloni non è andata in treno fino a Kiev? Dice: Giorgia Meloni si è collegata in videoconferenza, quindi c'era, quel che conta è la presenza nella sostanza. L'Italia, il governo, la Presidente in prima persona sono presenti in ogni aspetto della trattativa. Non ha ragione l'opposizione quando vi accusa di arrecare un danno all'Italia e descrive un paese isolato ai margini dell'Europa? No, noi stiamo organizzando la grande conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, in programma a Roma il 10 e 11 luglio. Domani, cioè oggi, sarò a Verona per la terza e ultima tappa di preparazione dell'evento, con 450 tra imprenditori delle piccole e medie imprese e rappresentanti degli enti locali.
I leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia hanno portato fisicamente il loro sostegno a Zelensky e fatto un vertice in video con Trump. Non è sostanza? E non sbaglia chi sostiene che le foto simboliche non contano? Le opposizioni ci dicono che parliamo troppo con Trump e poi che non parliamo abbastanza con Trump. L'Italia è tornata protagonista in politica estera, la nostra credibilità a livello europeo e internazionale è alta. Il risultato di Forza Italia al congresso del PPE è emblematico della considerazione di cui gode il governo. E siamo stati parte anche nella mediazione che ha consentito di ricucire il dialogo tra India e Pakistan. Torniamo a Kiev. Lei dice spesso che, al di là del rapporto speciale tra Meloni e Trump, l'Italia deve restare saldamente ancorata all'UE. Conferma? Certo, a Kiev l'Italia c'era, in Europa l'Italia c'è. Quel giugno del 22 su quello storico treno per Kiev c'erano Draghi, Macron, Scholz, mentre sabato al posto di Meloni sedeva Starmer. Ed è saggio farsi sostituire dalla Polonia nel vagone di testa dell'UE? La Polonia è un grande paese e lo è l'Italia. Prova ne sia la riunione di domattina, cioè oggi a Londra, con i vertici dell'UE tra i ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito. Il gruppo Weimar discuterà degli scenari di crisi e farà il punto sugli sforzi per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. È una riunione importante, ma non è un vertice tra i leader. Premier o ministri non fa differenza, la sostanza è che noi contribuiamo. Il sostegno italiano all'Ucraina ammonta a circa 2,5 miliardi al netto degli aiuti militari e dei contributi europei. Puntate sull'asse col cancelliere tedesco Merz per contenere le iniziative del presidente francese Macron? L'Italia non vuole giocare con gli assi, è già parte integrante dei paesi di testa dell'UE. Siamo la seconda manifattura europea, la quinta potenza commerciale mondiale, contano i fatti. L'Italia è il governo più stabile dell'Europa e andrà avanti fino a fine legislatura. Con la CDU, CSU e Merz ci sono ottimi rapporti. La strategia dei volenterosi è fallita? Noi stiamo dalla parte dell'Ucraina, però riteniamo che inviare truppe dei paesi NATO al confine con la Russia non sia il modo migliore per garantire la sicurezza dopo la pace. Per noi è meglio avere una zona cuscinetto con una presenza dell'ONU. E poi c'è una domanda finale su Marina Berlusconi. Marina Berlusconi ha criticato le scelte di Trump e la ministra Daniela Santanchè ha parlato di intervento a gamba tesa. Lei cosa ne pensa? Marina Berlusconi ha manifestato la preoccupazione di tutti gli imprenditori del mondo per la guerra commerciale dei dazi, che se andasse avanti provocherebbe danni enormi all'economia, anche a quella americana. Ha detto in sostanza quel che Silvio Berlusconi diceva a me, e cioè che lui era diverso da Donald Trump. Pausa e ci sentiamo dai dischi bianchi con Pasquale Panella, Lucio Battisti, La Metro eccetera, 1992, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La metro dei riflessi, gli sguardi verso il vetro, gli appositi sostegni verticali. Le maniche fatali li discendono e quelli orizzontali in alto i polsi e gli orologi viaggiano da soli. La metro, i seduti di fronte sono semplicemente gli avanzati dal viaggio precedente che andava dove vanno tutti i presentimenti, eccetera. In un soffio di porta fa l'ingresso la bella incatenata a testa alta. Invece i viaggiatori sono entrati col capo chino e l'umiltà dei frati.
bella incatenata dai suoi stessi ormeggi. La cinghia della borsa e stringe mosce, fasce di camoscio e stratagemmi dei morbidi tormenti d'organzino. Si fa la trigonometria nei finestrini corrispondenti agli occhi alessandrini di lei che guarda fissa un suo sussulto fuso nel vetro che le ricorda tanto un suo sussulto. La metro piomba nella galleria come un eccetera eccetera e continua tremante per andare di lettura da un attico mittente tutta giù a pendente e più di tutti il giornale ti ha successo una scritta in caso di necessità rompere il vetro e tutti i trasgressori saranno eccetera. La metro si avvicina alla stazione prossima e rallenta. I posti a sedere ad occhio e croce, diciamo 36, le scale sono mobili ma le pareti no e fermi i corridoi, la folla passa e sale, la metro accelera eccetera eccetera e puntini di sospensione. E beh, questo tutto sommato è un po', se volete, il seguito di 7:40. Quello però l'aveva scritto insieme con Mogol, il buon Battisti. Questa invece è la metro, eccetera, direttamente dal 1992, dall'album Cosa succederà alla ragazza. E se ci fate caso, già nel 1992 il buon Battisti insieme con Panella parlava di chi entra come i frati a Capochino dentro la metropolitana, solo che al tempo non erano a Capochino sui come si chiama, sui telefonini. Oggi se tu sali sulla metro ti rendi conto che sono tutti così. Comunque un saluto a quelli che a quest'ora stanno andando in metro, probabilmente pigiati uno sull'altro, perché i posti a sedere a occhio e croce, come ha detto Lucio Battisti, sono 36. Allora, già che ci siamo, bello, mobili le scale, le pareti invece no. Straordinario. I dischi bianchi di Battisti e Panella sono stati snobbati e disprezzati per anni e invece sono vere e proprie geniali opere d'arte. Allora, andiamo avanti. Parliamo un po' di Rama. Vi dicevo, andiamo in Albania perché c'è questo aggiornamento. Netta vittoria di Rama, scrive l'ANSA. L'Albania guarda all'Europa, i socialisti verso la maggioranza assoluta, Berisha resta indietro. Ve lo ricordate Berisha? Striscia la Berisha, quando lo facevano a Striscia la Notizia con Gianni Gnocchi che diceva mandate altri pupazzi che fanno ridere tanto. E allora le elezioni politiche in Albania si sono svolte nel segno dell'Europa. La scelta del premier socialista di Rama di puntare sull'adesione del paese all'UE entro il 2030 sembra sia stata quella giusta. Dai primi exit poll diffusi dai media, Rama è il risultato vincitore assoluto nel suo quarto mandato di fila, un record mai registrato. Il premier avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi nel prossimo Parlamento,
5 in più rispetto all'attuale mandato. L'opposizione di centrodestra, guidata da Sali Beriscia, che sventolava la bandiera europea indossando invece un cappello da baseball alla Trump, si sarebbe fermata a soli 54 seggi. Mentre i seggi rimanenti appaiono suddivisi tra il Partito Socialdemocratico vicino a Rama e il nuovo partito Mundesia, fondato da Agron Shehai, imprenditore attuale deputato del centrodestra che aveva abbandonato il partito di Beriscia. A contendersi un seggio a testa l'ex leader del centrodestra Lulzim Basha, anche lui con una nuova formazione politica, e il movimento insieme del docente universitario Arlind Corri. L'exit poll ha confermato i numerosi sondaggi condotti nell'ultimo mese che avevano sempre dato il premier favorito. Lo stesso Rama, a pochi giorni dal voto, aveva pubblicamente scommesso sul fatto che il suo partito avrebbe ottenuto un minimo di 78 seggi e un massimo di 88, abbastanza da avere la maggioranza assoluta in aula. I dati non ancora definitivi sull'affluenza del voto hanno mostrato un calo rispetto alle politiche del 2021. Dei 3,7 milioni di elettori chiamati alle urne, a votare sarebbe stato poco più del 41%. C'è da considerare inoltre che il numero complessivo degli elettori includeva anche 1,8 milioni di albanesi della diaspora, dei quali solo 246.000 si erano iscritti al voto. Di essi circa 192.000 elettori, quasi il 5% degli aventi diritto, hanno votato. Le elezioni si sono svolte tranquillamente, seppur con isolati incidenti, ma come spesso è accaduto anche nelle precedenti consultazioni, l'opposizione ha accusato brogli e compravendita di voti e in questa occasione almeno 7 persone sono state arrestate perché sorprese a fotografare la scheda. Nelle ultime settimane invece sono state avviate decine di inchieste da parte della Procura distrettuale e della Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione per presunti casi di abusi. L'ambasciatore della delegazione europea a Tirana nella giornata del voto ha visitato Duraz e Fier, aree, ha spiegato, in cui ci sono stati sospetti di legami tra politica e criminalità. E uno fin qui dice ok, d'accordo, ma c'è anche un piccolo elemento in più che io vi do direttamente da Il Tempo, perché Il Tempo, eccolo qui, a pagina 10 dice una cosina abbastanza chiara. Edi Rama, impegnato nello scontro elettorale con Sali Beriscia per il governo dell'Albania, ha spiegato ieri la sua visione su uno dei problemi più rilevanti degli ultimi 20 anni, il fenomeno migratorio. Non bastano i centri di rimpatrio, bisogna fare tante altre cose. Non si può immaginare l'Europa senza migranti, l'Europa muore di vecchiaia se non riesce ad accogliere e integrare. È la storia a dircelo, ma tutto questo non può essere fatto in modo ideologico. Serve un modo ordinato, ma è anche vero che l'Europa deve avere più amici. Parole dense di significato, quelle pronunciate dal primo ministro albanese nel corso di un'intervista concessa ieri al quotidiano La Stampa. Edi Rama, che ha più volte ribadito la sua amicizia col premier Giorgia Meloni, non si è sottratta alle domande sui centri di Shengin e Jader. Questo è un problema che non può essere oggetto di guerra politica, perché rischia di spaccare profondamente le nostre società e diventare una fonte di paura e insicurezza. È un problema che ci deve mettere tutti insieme intorno a un tavolo. Con buona pace dei nipotini di Karl Marx, Rama, che è bene ricordarlo per i meno attenti, è un esponente socialista, ha lodato il primo ministro italiano. Giorgia Meloni è di destra, certamente, ma è di una destra europea. Sta cercando di trovare delle strade per tenere l'Europa unita. Giorgia è stata una sorpresa per tutti, quindi non si può dire che io sia un socialista che va in giro con una fascista. Una serie di concetti, quelli messi nero su bianco da Rama, che la sinistra italiana, ideologica e dogmatica, considera anni luce lontani dai dettami progressisti. Una sfida di grande spessore, quella che ieri ha vissuto l'Albania. Sono stati 3,7 milioni di cittadini chiamati ieri ad eleggere i 140 membri del Parlamento monocamerale. Quindi attenzione anche qui. Chiudiamo infine questa ampia pagina dedicata al ruolo italiano all'estero con questa intervista all'amico, nonché co-conduttore di Zoom, ve lo ricordo, Paolo Formentini, che come sapete è il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, e lui dice alcune cose. Cruciale l'impegno, sempre su Il Tempo,
Cruciale l'impegno del nostro paese nel quadrante dell'Indo-Pacifico. Formentini spiega l'interconnessione tra Mediterraneo e mari asiatici. Proteggere queste aree significa assicurare sicurezza ai commerci e stabilità globale. Fondamentale difendere Taiwan, è una democrazia e produce il 70% dei chip. Cosa dice appunto Paolo Formentini? L'Indo-Pacifico è cruciale per la stabilità globale, ospita il 60% della popolazione mondiale, si affacciano le prime tre potenze economiche, Stati Uniti, Cina e Giappone, e attraverso le sue acque transita gran parte del commercio globale. La sfida principale è garantire la libertà di navigazione in questi mari che devono rimanere liberi e non essere nazionalizzati da nessuno Stato costiero. I lavori del Comitato, in particolare l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina, hanno sottolineato il crescente impegno italiano in quest'area che si rafforzerà nei prossimi anni. L'Italia ha già dimostrato il suo attivismo con la missione della nave Morosini, per esempio di diplomazia navale per promuovere il sistema paese, le nostre industrie, la presenza italiana. Ancor più significativa è stata la missione della portaerei Cavour col suo gruppo navale, che ha partecipato alle esercitazioni internazionali, riaffermando l'impegno per la libertà di navigazione e i valori democratici. Taiwan è una democrazia sotto pressione, esclusa da organizzazioni internazionali come l'OMS a causa del veto cinese, nonostante abbia dimostrato, ad esempio durante la pandemia, una gestione esemplare. Questo isolamento è un campanello d'allarme per le democrazie mondiali, che non possono restare indifferenti. La minaccia è reale, ma la comunità internazionale deve lavorare per soluzioni diplomatiche che preservino la stabilità e il dialogo, evitando escalation che avrebbero conseguenze globali. Dal punto di vista militare abbiamo assistito a esercitazioni nell'Indo-Pacifico con una forte partecipazione italiana, che sembrano prefigurare una sorta di NATO allargata. E questo è il futuro della sicurezza regionale? Più che una NATO allargata, stiamo assistendo alla nascita di un'architettura di sicurezza basata su accordi bilaterali e multilaterali, come quello tra Australia e Giappone. La NATO, in quanto alleanza per la difesa delle democrazie, dialoga naturalmente con i paesi democratici dell'area, ma non si è ancora concretizzato un progetto formale d'espansione. Ad esempio, un tentativo di dialogo aperto col Giappone è stato bloccato dalla Francia. Tuttavia si moltiplicano gli accordi di sicurezza tra stati dell'Indo-Pacifico e con gli Stati Uniti, segno di una crescente cooperazione per affrontare le sfide regionali. E anche questo è molto interessante. Poi si parla anche dell'aggressività dei cinesi. La Cina tende a ignorare, dice Formentini, i confini marittimi, appropriarsi di risorse ittiche ed energetiche in aree di competenza territoriale di altri stati, compiere azioni aggressive come quelle contro le Filippine in acque sovrane. Questi comportamenti, spesso poco riportati alla stampa italiana, sono fonte di preoccupazione globale e quindi bisogna proporre lo Stato di diritto. Non è che i cinesi possono fare quello che cavolo vogliono loro. Mi sembra abbastanza chiaro. Va bene, allora adesso noi però rientriamo in Italia dopo aver fatto quest'ampia pagina internazionale alle 8:17 minuti e 32 secondi. Vi ricordo sempre il numero per i vostri WhatsApp che dir voglia, anzi 340 670 9659. Guardate qua, il tempo mette il dito nella piaga e poi mi pare che ci infila tutto il braccio fino alla spalla. La penisola araba, l'islamilanizzazione, ve lo ripeto, l'islamilanizzazione, i musulmani alla conquista della Lombardia. Le associazioni islamiche comprano spazi con fondi sconosciuti. Nell'Interland negozi vuoti che diventano luoghi di ritrovo. La sindaca Dem di Paderno Dugnano, eccola qua, Anna Varisco, bisogna costruire ponti. State a sentire che cosa succede. Qui scrive la collega Giulia Sorrentino. A Paderno Dugnano, comune di circa 50.000 abitanti in provincia di Milano, è stato ceduto il Tempio dei Testimoni di Geova in via Filippo Meda a un'associazione islamica. E già solo la capienza dovrebbe far allarmare, circa 1.000 persone per turno di preghiera. Il tutto sotto lo sguardo vigile e consapevole dell'amministrazione comunale a guida PD.
Si tratta della stessa associazione che aveva pregato per anni in modo abusivo in un seminterrato situato al villaggio Ambrosiano in via Derna, luogo da cui, nonostante lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini, non sono stati mandati via fino al 2023, esattamente un anno prima delle elezioni comunali. Ma la chiusura non è avvenuta subito per motivi di sicurezza e tutela del territorio. In un primo momento per problemi edilizi, dopo per esercizio abusivo dell'attività di culto. La medesima associazione per diverso tempo ha poi cercato un'altra sede, ma finché non ne hanno trovata una che fosse già adibita al luogo di culto, non erano riusciti a spostarsi. Non siamo però davanti a un caso isolato, c'è la volontà da parte della comunità islamica di impossessarsi di Paderno Dugnano, snodo nevralgico in quanto vicino a Milano, Monza e tutti i raccordi autostradali. Raggiungerla per gli islamici dell'Interland milanese sarebbe così estremamente agevole, ed è per questo che la scelta del luogo è estremamente strategica. Paderno non è stata scelta casualmente, ma è da lì che, come anche nel resto d'Italia, vogliono che prenda piede una capillare diffusione dei diktat islamici. Negli ultimi anni hanno già monopolizzato un quartiere chiave, quello del villaggio Ambrosiano, dove oggi circa il 70% delle case attività è composta prevalentemente da egiziani. Ma è ancora più clamoroso se ci accorgiamo che negli ultimi mesi, soprattutto nelle zone centralissime del comune, stanno cominciando a proliferare attività commerciali gestite solo ed esclusivamente da stranieri, aperte tutti i giorni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, diventate per loro luoghi di ritrovo piuttosto che di lavoro. Per non parlare dell'apertura di diversi barbershop a una distanza minima l'uno dall'altro, le cui aperture sono state corredate da fuochi d'artificio e feste in grande stile, luoghi però che risultano scarsamente frequentati. Il grande timore dei cittadini è che Paderno stia diventando, sotto la guida della sinistra, un luogo in cui gli italiani avranno sempre meno spazio, anche perché ciò che sta avvenendo è oggettivo e incontrovertibile. Tra le conseguenze dell'islamizzazione vediamo un oratorio che non viene più frequentato, bambini cattolici che stanno scomparendo in favore degli islamici, la maggior parte delle donne vanno in giro col velo, ci sono istituti scolastici come la scuola primaria Eugenio Curiel che ha una frequenza ben oltre il 50% di stranieri. Stesso complesso in cui ci sono una scuola dell'infanzia e una primaria. Non mi meraviglia che la sinistra sia entusiasta dell'apertura di una moschea. Per loro è vitale cercare di attirare il voto islamico, piegandosi a qualsiasi richiesta o pretesa delle comunità musulmane. Per noi invece è imperativo cercare di contrastare l'islamizzazione del paese. In mancanza di un'intesa tra Stato e comunità islamiche e senza chiarezza sui fondi, su chi predica, su chi frequenta questi luoghi, a nostro avviso nulla dovrebbe essere autorizzato, ci dice l'eurodeputata leghista Silvia Sardone. Eppure, per la sinistra tutto ciò non rappresenterebbe un problema, soprattutto sentendo le parole pronunciate dal sindaco Anna Varisco. Quello che ci interessa è costruire ponti, come ha ricordato Papa Leone XIV nel suo primo discorso, e promuovere l'integrazione nella legalità e nel rispetto reciproco. La nostra comunità ha bisogno di tessere un dialogo costruttivo con tutti per il benessere della città. Il problema che sembra sfuggire loro, però, è che per sbandierare il concetto di inclusione sono proprio i cittadini italiani a sentirsi estromessi, a non riconoscersi più nel loro territorio, ad avere paura. Oggi è Paderno, ma il meccanismo di radicalizzazione ha una mappatura ben più ampia e un disegno purtroppo molto chiaro e altrettanto definito. Questo povero Papa lo prendono per la talare, lo piegano secondo le loro necessità. Cioè, dice sì costruire ponti, ma lui parla anche prima di tutto della pace di Cristo, cioè prima di tutto c'è la tua identità di cristiano, però vabbè, ormai tutti esperti. E allora sentiamo che cosa dice Anna Cisint, sentita sempre dal Tempo sull'argomento. La sinistra è complice dei gruppi islamici per qualche voto in più. L'eurodeputata Cisint lancia l'allarme, serve accendere un faro sulle zone grigie in cui si muovono questi centri. Cosa dice l'onorevole Cisint? Serve accendere un faro sulle zone grigie in cui i centri islamici si muovono. Troppo spesso si nascondono episodi di illegalità e irregolarità e operano al di fuori di ogni regola e alcuna garanzia.
per non parlare dei problemi di sicurezza, ordine pubblico, impatto urbanistico nei quartieri. La sinistra e il PD sono complici dell'atteggiamento sovversivo di alcuni gruppi islamici fondamentalisti, che supportano al solo fine di racimolare qualche voto in più. E il commento dell'europarlamentare Anna Cisint che dopo che a Paderno Dugnano, Milano, è stato ceduto il Tempio dei Testimoni di Geova a un'associazione islamica. Il punto è che quello che rischia Paderno non è tanto diverso da quanto avviene a Padova, Mestre, Monfalcone o altre realtà. Il PD sottolinea che non ci sono irregolarità perché il passaggio è avvenuto da una struttura già adibita al luogo di culto. Risposta: la situazione è molto differente e mette in luce con tutta evidenza uno dei nodi fondamentali del processo di islamizzazione. Tra il nostro Stato e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, infatti, già nel 99 è stata stipulata l'intesa prevista ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, poi nel 2007. In quell'intesa si impegnano ad attenersi a ciò che non contrasta con l'ordinamento giuridico, che viene quindi formalmente riconosciuto. Questo documento è fondamentale perché regola la vita di questo movimento religioso secondo i canoni del nostro Stato, compresi matrimonio, festività, regime tributario. Nel caso dell'Islam non c'è niente del genere. Se questa religione non vuole disciplinare le loro regole di comportamento, luoghi di preghiera e finanze, è perché considerano come un grave reato la rinuncia ai principi stabiliti dalla fede coranica. Ma a differenza delle nostre società, l'Islam si fonda sulla sovranità di Allah, viene osservato. Risposta: ma le nostre leggi nei settori cruciali prevedono comportamenti contrari rispetto a quelli praticati dai musulmani, dalla sopraffazione alle donne fino alla poligamia. La stessa comunità islamica anni prima aveva predicato in un luogo abusivo per poi essere sgomberati dal comune dopo diverso tempo. Sì, questo è il loro metodo. Si insediano in attività commerciali dismesse con la scusa dell'associazione, o come in questo caso in scantinati, e realizzano la loro moschea irregolare in barba a ogni regola e creando forti disagi ai residenti, che troppo spesso si trovano ostaggi a casa propria. Un islamismo strisciante che silenziosamente si insinua nelle nostre città, senza regole e troppo spesso senza controlli, in nome di un politicamente corretto della sinistra che si volta dall'altra parte. Le amministrazioni comunali devono avere la responsabilità di intervenire, altrimenti sono complici o conniventi di questa illegalità. Dove sono stati trovati i finanziamenti per questa operazione? Ad oggi ancora non vi è un obbligo di trasparenza rispetto alla provenienza dei fondi delle comunità islamiche. Spesso questi derivano da operazioni poco chiare. Non c'è solo il pizzo islamico, la tassa sistematica pretesa dagli imam dalle comunità musulmane ai lavoratori delle ditte controllate da musulmani. Ciò che preoccupano sono i finanziamenti che provengono dai paesi islamici più integralisti e radicali, perché in questo modo possono influenzare le predicazioni. Come intendete procedere? Sono aperta a raccogliere tutte le segnalazioni che mi arrivano da tutte le città e regioni d'Italia, perché sempre più i cittadini rifiutano le logiche della sottomissione. Caso per caso vanno affrontati i problemi che il proliferare di centri e moschee alimenta. La capacità di recuperare ingenti e indubbie risorse è parte della forza delle comunità straniere, che attraverso tali metodi riescono a infiltrarsi nelle nostre realtà e controllare pezzi di città senza passare da democratiche elezioni, dove verrebbero sonoramente bocciati, come è successo a Monfalcone, infatti. Bene, andiamo bene. E mentre in mare, al largo di Lampedusa, ancora una volta muoiono in mare 2 bambini e un trentenne trovati morti dai soccorsi nelle acque di Lampedusa, erano partiti da Zaeglia in Libia su un gommone, 2 piccoli deceduti al momento del recupero, un salvataggio anche al largo delle coste sarde, dice Il Tempo. Ecco, mentre questo accade grazie ai migranti, anzi grazie agli scafisti, scusate, che evidentemente continuano a sfruttare dei poveri disperati. Dall'altro lato, poi però i cattivi sono quelli che non vorrebbero questo traffico di vite umane nel Mediterraneo, no? Dall'altro lato, a Palermo, 2 bengalesi, scrive Francesca Musacchio, sono stati arrestati, studiavano da jihadisti, volevano che la Sicilia tornasse un emirato.
Chiedevano a ChatGPT come paralizzare un uomo. Ad aprile a Cosenza ha fermato un tunisino con l'accusa di essere un organizzatore dell'ISIS. Ecco, questi signori, tra l'altro, di Palermo, facevano post inneggianti, questi bengalesi, post inneggianti allo Stato islamico, invocazione alla jihad, video di esecuzioni di massa, lodi al martirio religioso, minacce di vendetta per Gaza. Tra i contenuti più allarmanti la frase «La Sicilia tornerà ad essere l'Emirato Islamico», pubblicata da uno dei due fermati, e la cronologia di ChatGPT con ricerche del tipo «Dove colpire una persona per paralizzarla». Le perquisizioni digitali hanno rivelato il coinvolgimento attivo anche in canali privati dove circolava materiale per l'addestramento jihadista. Sono stati trovati video tra i quali un reel contenente immagini riferibili all'attacco del 7 ottobre in Israele, correlato da un nascid jihadista intitolato «Prenditi il nostro sangue». Un altro video mostrava combattenti intenti a compiere esecuzioni di massa e alcuni post erano incentrati sulle vittime palestinesi di Gaza, con frasi di disprezzo per l'America e Israele, minacce di imminente vendetta per il sangue versato dal popolo di Gaza in nome di Allah. I due indagati, trasferiti al carcere dei Pagliarelli, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Il GIP ha motivato la decisione col rischio concreto che possano completare il loro processo di radicalizzazione e mettere in atto attentati. Andiamo veramente bene, andiamo. Allora, chiusa anche questa pagina, sono le 8:30, ci sentiamo il meteo, poi torniamo con Lidl Evad Locomotion 1962, tra un po'. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Tempo spiccatamente instabile in questo inizio di settimana con nuove possibilità per piogge e fenomeni temporaleschi. Temperature in calo. Nella prima parte della giornata irregolarmente nuvoloso coperto da nord a sud con il rischio di precipitazioni soprattutto al nord-ovest e sui rilievi sulle aree interne del centro, nonché su buona parte delle regioni meridionali, specie quelle tirreniche. Sul resto del territorio il tempo sarà più asciutto. Nel pomeriggio si andrà ulteriormente inasprendo l'instabilità temporalesca, specie su tutti i rilievi sulle aree tirreniche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di Lumaca Rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia.
Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 40 408. Crema alla bava di lumaca eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do it with me. It's easier than learning your ABC. So come on, do the locomotion with me. You gotta swing your hips now. Come on, baby. Jump up, jump back. Well, I think you got the knack. Whoa, whoa. Now that you can do it, let's make a change now. Come on, baby. Do the locomotion. A chugga motion like a railroad train now. Come on, baby. Do the locomotion. Do it nice and easy now. Don't lose control. A little bit of rhythm and a lot of soul. Come on, do the locomotion with me. Yeah. Move around the floor in a locomotion. Come on, baby, do the locomotion. Do it holding hands if you get the notion. Come on, baby, do the locomotion. There's never been a dance that's so easy to do. It even makes you happy when you're feeling blue. So come on, do the locomotion with me. Come on, you gotta swing your heels now. Come on, that's right. You're showing sign. Come on, baby. Jump up, jump back. E rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa alle 8:36 minuti e 34 secondi. Questa era Little Eva The Locomotion 1962. Allora, sono arrivate un poco di zappe che chiedono risposte. Salvatore dalla Germania, buongiorno, come mai nessun media italiano parla della cocaina di Macron e il suo compare tedesco? Se fosse stato uno di destra lo avrebbero già messo in galera, perché è una palla. I giornali ne parlano, meglio, i giornali online ne parlano, però è una palla. E tu t'ammuccasti, te la sei bevuta. Ancora, chissà cosa scriverebbe oggi Panella nella canzone del grande Lucio sulla metropolitana, Walter. Bella domanda, caro Walter. Lorenzo da Como, buongiorno Antonino, ultimamente i papi invocano la pace con insistenza. Beh, veramente l'hanno sempre invocata, non ultimamente. Ma nella liturgia si parla spesso del Signore degli Eserciti. Strana contraddizione. PS, se cerchi Signore degli Eserciti su Google, si afferma che la definizione è presente tra gli altri nel libro di Wikipedia. Buona giornata a te, a Semmi e agli ascoltatori. E che questo ti dimostra anche la serietà dell'intelligenza artificiale. Chi è il Dio degli eserciti? Diamo questa spiegazione col teologo da famiglia cristiana. Nei salmi ricorrono frasi come Dio degli eserciti brucia tutti intorno i suoi nemici. Gesù ha ribaltato questa prospettiva. Dobbiamo ancora pregare con i salmi? Qui abbiamo la risposta di Silvano Sirboni. Queste espressioni sono oggi imbarazzanti per la maggioranza dei fedeli. Il Dio della prima alleanza, cioè il Vecchio Testamento, è lo stesso Dio di Gesù, ma la sua conoscenza da parte dell'umanità ha una dimensione storica e progressiva. La fede non è statico possesso di Dio, ma continua ricerca guidata dallo Spirito Santo, secondo il Vangelo di Giovanni. Per il popolo di Israele, in quel contesto storico, Dio era colui che difendeva i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe dagli altri popoli
perché custodissero le promesse nella venuta di quel Messia che avrebbe portato a compimento la profezia del gran banchetto per tutti i popoli. Non si tratta quindi di spiritualizzare quelle frasi battagliere riferendole alle nostre lotte contro il maligno, parallelismo pure plausibile, ma di storicizzarle. I salmi ci fanno comprendere come la nostra fede, il nostro laborioso rapporto con Dio è incarnato nella storia. Non cambia la fede, ma il modo di esprimerla. Quindi non c'è niente di preoccupante in questa espressione. Andiamo avanti. Marco. L'Albania è un paese pienamente in mano alla malavita, cos'altro poteva votare 41% se non per lui? Mi sembra una chiacchiera da bar, perdonami. Maurizio, e secondo voi uno che uccide a coltellate una ragazza nel 2016 e scappa, arrestato dopo 2 anni nel 18, condannato a soli 15 anni e da 2 anni 2023 lavora fuori cella in un altro hotel, è giustizia? Nonostante tutto? E ora accoltella per uccidere un altro soggetto? Che giudici abbiamo che difendono la spazzatura? Solito bla bla inconcludente di una società allo sfacelo, Maurizio. Maurizio, ti ricordo però che i giudici applicano la legge e che questi sono tutti benefici che vengono concessi dalle leggi vigenti. Vorrei che questo fosse chiaro, per cui tenete presente anche questo. Prima di arrivare al caso appunto di Milano, dell'assassino, la pagina sugli alpini, eccoli qua mentre sfilano a Biella, 96esima adunata, presenti circa 100.000 persone, l'anno prossimo l'evento sarà a Genova. Cosa ha detto il capo dello Stato? Ha detto che le penne nere, sì nelle più recenti missioni internazionali, così come nelle presenze sul territorio nazionale, per contribuire alla cornice di sicurezza dei cittadini, sono sempre un esempio di onore, senso del dovere, umanità e dedizione. Sempre. Non c'era migliore risposta da parte di Sergio Mattarella per Elly Schlein, che aveva appena chiesto parole di condanna forti e nette da parte di tutte le forze politiche. La Nazarena è stata ignorata e favore più grande non si poteva farle. La segretaria Dem ha tentato di strumentalizzare uno sgradevole episodio accaduto venerdì a tarda notte in un locale biellese. Un coro intonato non si sa da chi, di persone che avevano evidentemente alzato il gomito e hanno cominciato a cantare Faccetta Nera, colonna sonora della propaganda fascista ai tempi dell'invasione dell'Etiopia, 90 anni fa. Certo, sarebbe stato meglio non sentirlo, tanto più che gli alpini furono vittime del regime e non fautori. Però è piuttosto patetico il tentativo della segretaria Dem di fare di ogni penna nera un fascio pur di rilanciare l'allarme camicie nere, che è ormai l'unico collante e l'unico programma dell'opposizione. E allora Marco Rizzo, il leader di Democrazia Sovrana, viene intervistato da Libero sull'argomento. Siccome anche lui è un alpino, dice: tra 300 anni la sinistra avrà ancora bisogno di gridare al fascismo. Non ha argomenti, deve nascondere le questioni vere, guerra, economia, lavoro e un antifascismo da passerella. E ancora, la polemica è partita dopo che qualche alpino venerdì sera in un bar ha intonato Faccetta Nera. La Schlein è andata in brodo di giuggiole. È un insulto alla memoria. Quanto dovremo aspettare per avere la condanna da chi ci governa? Rizzo, ieri il presidente Mattarella ha detto che gli alpini sono esempio di onore e senso del dovere. Di colpo PD e altri hanno smesso di polemizzare. È una sinistra che non esiste più, si aggrappa al ventennio, sono ridicoli. E glielo dice certo uno che non può essere considerato fascista. E benedetti Dio, più comunista è Rizzo. Cosa pensa di chi ha intonato il motivetto? Hanno solo dato fiato a 4 sinistrati, ma si rende conto come si sono ridotti? Ce lo dica lei. Qualcuno se lo ricorda Berlinguer che andava fuori dalle fabbriche e faceva battaglie per gli operai? Ecco, adesso il capo del PD balla sui carri del Gay Pride. Parole sante, caro Rizzo, parole sante. Ma Rizzo, hanno appena finito di darle del sessista perché ha lanciato figa, fare l'Italia grande ancora. Sono contro ogni genere di discriminazione, ma che una minoranza voglia imporre i propri gusti sessuali mi rompe le balle. Nel 2022 alla Dunata di Rimini le femministe avevano accusato gli alpini di molestie, però non c'è stata nemmeno una denuncia. Appunto, quelle femministe provino ad andare nelle banlieue a Parigi, poi tornino a raccontarci cos'è il sessismo. Mi faccio aggiungere una cosa su Faccetta Nera.
Queste cose sull'antifascismo sono alimentate da giornali che sono sempre stati coi potenti. Mi viene il vomito. Straordinario. Verrebbe proprio voglia di iscriversi al movimento di Marco Rizzo. Allora, adesso no, intendevo quello per fare l'Italia grande ancora. Allora, stavo dicendo, le 8:44, Eli e le storie tese hanno detto parole molto chiare anche sul movimento di Marco Rizzo, da vicino peraltro. Allora, andiamo a vedere la questione sulla verità dell'evaso che si è ammazzato buttandosi giù in Duomo. Non si è buttato sul sagrato, si è buttato dal camminamento a ovest. Allora, andiamo, eccolo qua, ne scrive l'amico Fabio Mendolara. Tra l'altro abbiamo ancora 4 minuti, dopodiché abbiamo il senatore Giorgio Bergesio per il Qui Parlamento. L'assassino evaso si lancia dal Duomo, trovato il corpo della collega sparita, qui sulla Verità ne scrive Fabio Mendolara. De Maria si è ucciso, riconosciuto dai tatuaggi. Rinvenuto al Parco Nord di Milano il cadavere di Ciamila Ugliesuria, scomparsa venerdì, prima che il killer raccoltellasse un altro dipendente dell'Hotel Berna. Alcuni assistono alla scena, altri sentono il tonfo secco, un rumore che non c'entra niente con Piazza Duomo a Milano. Ci sono famiglie, ragazzi, turisti, ma non è una domenica qualsiasi. Dopo il tonfo la piazza si ferma per pochi secondi, poi le urla. Il corpo di un uomo è piombato giù dalle terrazze, un volo di circa 40 metri in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla Rinascente. Un salto nel vuoto che deve aver considerato come l'unica via d'uscita, perché il protagonista non è uno qualunque, non si tratta di un incidente. Il corpo con le braccia completamente tatuate, dettaglio che permette di identificarlo subito, che verso le 14 di ieri si è stampato sulla pietra antica della piazza, è di Emanuele De Maria, napoletano, 35 anni, il detenuto in semilibertà con il permesso di lavoro all'Hotel Berna. 4 stelle in via Napo Torriani, a 2 passi dalla famosa gintoneria di Davide Lacerenza, che dall'alba di sabato ha fatto impazzire gli investigatori. Dopo l'accoltellamento all'alba del suo collega barista del Berna, Hani Fouad Abdelgaffar Nasra, 51 anni, italo-egiziano vivo per miracolo grazie a una delicata operazione chirurgica, l'hanno cercato ovunque. Ipotizzavano che dopo l'aggressione potesse essersi infilato su un treno nella vicinissima stazione centrale, ma lui era lì, attorno al Duomo. Si è fatto trovare morto solo quando l'ha deciso. E prima che le forze dell'ordine rinvenissero il corpo della seconda vittima, Ciamila Ugliesuria, cingalese, 50 anni, anche lei lavorava al Berna, in caffetteria come Nasra, ma mentre De Maria era alla reception dove faceva sfoggio del buon livello di inglese che aveva raggiunto frequentando i corsi per detenuti. Era madre di un figlio di 17 anni, Ciamila. Venerdì pomeriggio esce di casa per non tornare più. La sua ultima immagine da vivo è una ripresa acquisita dagli investigatori. Lei e De Maria entrano nel Parco Nord da via Gorchi a Cinisello Balsamo, venerdì alle 15:14. 2 ore dopo però lui esce da solo, dal lato opposto in viale Fulvio Testi. Poi viene ripreso alla stazione della metropolitana Bignami ed è solo. Ha una borsa che non è sua, è la borsa di Ciamila, dentro ci sono le sue cose. Il cellulare della donna verrà ritrovato sabato sera in un cestino, nella stessa stazione. Spento, abbandonato. Segno che Ciamila non è mai uscita dal Parco Nord. De Maria aveva già ucciso una donna nel 16, nelle vicinanze di un hotel sulla strada Domiziana a Castel Volturno. Si chiamava Umaima Rache, aveva appena 23 anni ed era tunisina. La colpì con un coltello, la uccise, poi fuggì. In Germania. Rimase lì per 2 anni, finché i carabinieri non l'hanno stanato, catturato, riportato in Italia. La giustizia gli rifila 14 anni e 3 mesi in via definitiva, ma Bollate lo accoglie. Un carcere moderno, fatto anche per dare seconde possibilità. E lui apparentemente la seconda possibilità la sfrutta, camicia bianca, beggia al collo, turni regolari. Una routine rassicurante fino a venerdì notte quando non è rientrato in carcere. La polizia penitenziaria ha lanciato l'alert, è evaso. Altro che detenuto modello che si redime, che lavora, si guadagna la fiducia. Un esempio. Uno di quelli che sembrava essere stato raddrizzato dal carcere, tanto da lasciarsi andare in orgogliose interviste televisive. Non era così.
Al Berna all'alba i colleghi di De Maria si preparano al turno. Uno in particolare, Nasra, deve aprire la caffetteria per gli ospiti dell'hotel. È contro di lui che volano le coltellate, petto e collo. Il movente è ancora ignoto e Nasra è l'unico che potrà chiarire tutti gli aspetti ancora oscuri di questo giallo. Tutta l'altra parte della storia gli inquirenti ce l'avevano già chiara dall'alba di ieri. Il profilo di De Maria lasciava pochi margini all'immaginazione, poche speranze di ritrovare Ciamila ancora viva, evaso, pericoloso, armato, con un passato da assassino. Meno di 3 ore dopo quello che nel Duomo è stato registrato come il colpo sordo di De Maria, almeno così lo descrive chi era all'interno, alle 16 carabinieri e polizia entrano nel Parco Nord e cominciano a perlustrare. Un passante ha visto qualcosa tra gli alberi nella boscaglia. Arrivano anche i vigili del fuoco e un corpo. Un'ora dopo gli investigatori ufficializzano e Ciamila. L'abbigliamento combacia, le scarpe, la corporatura, i capelli e lei. Resta da capire perché quel ragazzo che appariva educato alla reception si sia trasformato in una belva feroce prima di scomparire dai radar. Aveva una seconda possibilità, l'aveva stretta tra le mani, perfino raccontata in TV. Ma dentro covava qualcosa che nessun Beige è riuscito a cancellare. Restano i corpi. Quello devastato sul selciato, quello nascosto tra i rami del Parco Nord, e i frame, i percorsi, i minuti da ricostruire. Restano le testimonianze, le analisi del medico legale, ma resta soprattutto l'ombra lunga di un sistema che l'aveva ritenuto recuperato e che invece ha permesso che continuasse a colpire. E adesso qui Parlamento con l'onorevole Giorgio Bergesio. Col senatore, prego. Qui Parlamento. E allora, questa sera abbiamo il senatore Bergesio qui per qui Parlamento, lo ringrazio per il suo tempo e per la sua disponibilità. Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Senatore, allora, questo declassamento del lupo, come lo vede? Lei peraltro viene dal Piemonte, se non sbaglio, dalla zona delle Langhe, quindi i lupi lì da quelle parti una volta c'erano, o mi sbaglio? Ma certo, ma guardi, noi abbiamo una situazione per quanto riguarda il lupo che ci atteniamo ai dati che ci ha dato ISPRA, dove dice che noi abbiamo oggi circa 3.300 lupi in Italia, ma pensano che siano molti di più. Alcune stime dell'audito in commissione proprio in questi giorni su questa procedura, su questo procedimento legislativo, parlano di oltre 30.000 esemplari. Pare che 3.000 siano solo presenti in Piemonte, avendo questo arco alpino così complesso. Voi pensate che rispetto agli anni 70 del secolo scorso, che si parlava di 100-150 lupi che erano isolati soprattutto nell'Appennino, è diventato un disastro, ma soprattutto perché poi ci sono degli incroci di razze che sono poi difficili da contenere. La Commissione europea e il Consiglio europeo hanno proposto di cambiare lo stato di tutela del lupo da specie rigorosamente protetta a specie protesta. Questa era una proposta che anche su richiesta dell'Italia, della Spagna, della Francia, per cercare di limitare quelli che sono gli attacchi dei lupi e degli animali allevati. Ma oggi ci sono dei problemi proprio di sicurezza nelle città e soprattutto anche nei paesini, nei boschi, per chi va a funghi, chi va a tartufi, chi va a fare il cacciatore, chi va a fare altre cose, perché c'è anche un problema di sicurezza, ma soprattutto per coloro che svolgono attività di transumanza con gli animali in montagna, coloro che vanno a camminare, che vanno a visitare le zone montane o le zone diciamo di bosco. E allora su questo tema bisogna inserirsi. Noi ieri abbiamo dato l'ok come Commissione Agricoltura al Senato alla risoluzione sulla direttiva dell'Unione Europea che favorisce naturalmente il classamento. Dovrebbe essere domani la plenaria che stabilirà in via definitiva questo declassamento. Noi l'abbiamo dato sia come Camera che come Senato e recentemente infatti questa modifica la direttiva Habitat, però noi a nostro avviso abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per accelerare quello che è l'iter di modifica, ma soprattutto per attuare il contenimento. E qui noi avremo bisogno sia del governo, ma soprattutto delle regioni, che applichino dei piani di contenimento, di abbattimento selettivo, per far sì che noi arriviamo ad avere una situazione sia in sicurezza che in normalità e una tutela
perché noi abbiamo udito anche quelli che sono le associazioni che rappresentano i margari, quelli che svolgono la transumanza in tutta Italia, e dobbiamo dire che sono in una situazione che è difficile. Proprio la settimana scorsa sono stati attacchi in Irpinia, ci sono stati attacchi dei lupi ancora in Liguria, ci sono stati attacchi dei lupi ancora in Piemonte, soprattutto anche agli ovini, agli ovicaprini, perciò anche questo è un tema particolarmente complicato, che occorre dare, diciamo, delle risposte molto molto chiare. E non è che con questo sistema noi andiamo ad abbattere tutti i lupi, perché non succederà mai, è solo una possibilità di attuare dei principi e delle regole di libera convivenza tra animale e uomo, nel rispetto della sicurezza dell'uomo e soprattutto degli animali d'allevamento o da pascolo, o coloro che comunque possono essere aggrediti dai lupi. Senta, a proposito di tutto questo, oltre a ciò, ecco, secondo lei quali sono gli altri problemi che dovremmo tenere presenti per quanto riguarda, parlo dei lupi, quindi i nostri boschi, ma anche le nostre coltivazioni e la sicurezza in fondo di chi si avventura tra i boschi e tra le campagne, va per esempio a fare trekking e così via. Io penso per esempio anche all'emergenza dei cinghiali che vanno a fare dei danni incredibili nelle campagne. Sì, sul tema dei cinghiali è stato fatto, noi abbiamo fatto un decreto sulla peste suina africana appena era venuta fuori, poi di conseguenza è stata la nomina del commissario, le varie modifiche, c'è un commissario e 3 commissari per la peste suina africana, c'è un controllo abbastanza, diciamo, mirato sul territorio, l'abbattimento, c'è un problema sui danni indiretti da peste suina africana per quanto riguarda tutta la filiera dell'allevamento suino, perché lì abbiamo avuto dei danni che sono decine di milioni di euro, ad oggi siamo ancora un attimo in sospeso perché il Ministero dell'Agricoltura sta verificando i decreti che sono stati effettuati. Però io dico che sul contenimento da peste suina africana, sul contenimento degli ungulati è fondamentale il lavoro che viene fatto dai piani selettivi regionali, perché quello è strategico. Noi in Piemonte è stato fatto un buon lavoro, ci sono stati degli abbattimenti, certo che bisogna continuare, soprattutto poi quando arrivano dei casi di peste suina africana, laddove le zone diventano zone a rischio, non si può nemmeno più svolgere la caccia, attività di caccia o di abbattimento, e lì diventa difficile poi il contenimento. Perché guardate, anche per esempio il tema lupo, diciamo, ogni qualvolta che si riproduce, ci sono delle cucciolate di 7-8 animali, perciò se noi abbiamo 20.000 lupi in Italia o 25.000 o quelli che sono, se a colpi di cucciolate da 7-8 ogni qualvolta che si riproducono, qui parliamo di un'evoluzione molto importante della specie, e il lupo, che poi è stato, diciamo, il suo stato di conservazione era considerato precario in molte popolazioni europee, però la possibilità comunque attuale di riproduzione che ha avuto nel tempo e di protezione che ha avuto hanno fatto sì che la precario è diventato veramente un elemento di sfida all'uomo, soprattutto in tema di sicurezza e agli animali d'allevamento. Perciò io credo che noi sul tema, diciamo dal punto di vista, lei ha citato anche il tema della peste suina africana, dal punto di vista degli animali, io credo che noi oggi abbiamo sull'abbattimento di questi animali, non abbiamo avuto dei numeri importanti, però è importante continuare nel contenimento e soprattutto nella capacità di difesa degli allevamenti. Io credo che lì poi c'è anche un vincolo della normativa europea, perché cosa accade? Mentre nel contesto dell'influenza aviaria, quando si ha un caso di influenza aviaria lontano anche a poche centinaia di metri da un allevamento, l'allevatore può continuare tranquillamente la sua attività perché in biosicurezza è protetto e non ha problemi. Nel caso della peste suina africana invece si ferma l'attività di allevamento, e qui ci sono una serie di danni importanti per l'allevatore, per l'agricoltore, per colui che svolge questa attività, anche se sappiamo che la peste suina africana non è trasmissibile all'uomo, e pertanto diciamo che in un contesto sì di pericolosità elevata, eccetera, però sappiamo che il danno principale lo fa veramente sulla suinicoltura, perché i danni
di riproduzione, i danni di abbattimento dei capi, i danni di mancata diciamo di continuità genetica, sono tutti danni importanti che io credo che devono essere valutati soprattutto per dare una mano a coloro che hanno subito questo aspetto. Molto bene. Senatore, per chiudere, quali sono ora i suoi prossimi impegni? Ma allora, io i miei prossimi impegni, noi oggi in Commissione Agricoltura abbiamo un tema, abbiamo avuto in questi giorni questo provvedimento qui, però insieme abbiamo anche il tema che riguarda tutta la parte relativa all'aerospaziale, che è una parte molto importante sulla quale stiamo lavorando proprio in questi giorni per dare, diciamo, una certa chiarezza di intenti. Poi abbiamo il tema, io ho il disegno di legge sui tartufi, che l'ho presentato mia prima firma, relatrice la mia collega senatrice Bizzotto, abbiamo chiuso le audizioni e a breve inizieremo con il percorso della presentazione degli emendamenti, perché voi sapete che la normativa sul tartufo risale al 1985, sono passati esattamente 40 anni e un po' di ammodernamento, anche solo dovuto ai cambiamenti climatici e alle condizioni che ci sono state in passato, è ora di farlo. Poi io sono relatore sulla riduzione dello spreco alimentare, che è altra disegno di legge molto importante, a prima firma della collega Bizzotto, sul quale stiamo aspettando i pareri del MASAF e del governo. Poi abbiamo il tema della valorizzazione della transumanza in commissione, 2 disegni di legge, il mio e quello del mio collega senatore Di Carlo, nel quale stiamo andando avanti con le audizioni. E poi iniziamo le audizioni la prossima settimana sul sostegno nel settore dei prodotti vitivinicoli e vinicoli aromatizzati, cioè c'è il tema dei vini dealcolati. E allora questo è un tema importante, un atto della Commissione europea che dice come sostenere il settore, e allora qui noi dovremo lavorare su questo, ascoltando gli stakeholder del settore e cercando di fare un lavoro. Per quanto riguarda il Movimento della Lega, voi sapete che io sono responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura, Filiera Agroalimentari e Cibo. Avrò una presentazione, diciamo una specie di stati generali di questo, iniziare un percorso. Ho avuto da parte di tutti i coordinatori regionali, i segretari regionali della Lega, la nomina del referente regionale del Dipartimento, e faremo diciamo un'iniziativa molto importante la prossima settimana proprio qui in Senato, in Sala Koch, nella quale noi avremo la possibilità di confrontarci con diciamo gli stakeholder del settore, che sono tutte le associazioni sindacali Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, CIE, eccetera. Il titolo è Seminando idee, coltivando proposte, facciamo crescere l'agricoltura italiana. Parteciperanno anche qui i nostri 7 assessori regionali all'agricoltura. Chiuderà l'evento, e coordinato anche qui dal nostro coordinatore dei dipartimenti, il nostro Armando Siri, che sta facendo un lavoro molto importante. Avremo anche qui la chiusura dei lavori da parte del nostro segretario federale Matteo Salvini, nonché vice premier, e oltre questo ci sarà anche un intervento dei nostri già 2 ministri dell'agricoltura, Gianmarco Centinaio e Luca Zaia, nel quale porteranno anche un loro contributo. Insomma, stiamo facendo un po' di lavoro per creare le basi, soprattutto in vista della legge di bilancio che ci sarà quest'anno e partirà dal Senato, e sul tema agricoltura, filiera agroalimentare e cibo. Sapete che noi qui stiamo parlando di un prodotto interno lordo del nostro paese che vale 600 miliardi e sono oltre 4 milioni gli impiegati in questo settore. Perciò diciamo che è un settore molto molto importante. Non pretendiamo di risolvere tutti i problemi, ma perlomeno di tirar fuori qualche soluzione alle problematiche e di proporla come Lega, perché diventa importante. Molto bene. Senatore, allora grazie e a Grazie. presto. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo.
Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705. Ripeto, 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Qui Parlamento. Oh, e alle 9, 6 minuti e 20 secondi qui alla rassegna stampa e Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, ci ha raggiunto l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno onorevole, buon lunedì. Buongiorno, saluto a tutti. E allora, la scuola politica della Lega ha visto un ospite di riguardo, Marine Le Pen, e naturalmente, insomma, la cosa ha fatto notizia e non poco, è andata con Salvini a seguire Regina Coeli di Papa Leone XIV, ha espresso delle posizioni molto chiare sull'Europa e sull'essere guerrafondai sia di Macron che anche della von der Leyen. Insomma, direi che è stata una domenica tutt'altro che tranquilla per la Lega. Si ha detto delle cose corrette la Le Pen, facendo presente che siamo davanti ad alcuni leader europei che utilizzano qualsiasi situazione, anche le più drammatiche, per portare avanti un'agenda contro gli Stati europei, intendendo contro la sovranità degli Stati europei, per cercare di rubare sempre maggiore sovranità portando avanti l'agenda del percorso di unificazione europea. E si riferiva in particolare al tema della difesa, immagino. C'è la tragedia della guerra in Ucraina, c'è una difficile mediazione tra Russia e Ucraina che è stata avviata dal presidente Trump e l'Europa cerca di infilarsi in questo dibattito da cui è voluto restare fuori per 3 anni, perché io questo lo ricordo sempre. I vertici europei hanno avuto 3 anni per provare a fare un'azione diplomatica con Putin e con Zelensky, e mai hanno voluto farlo, andando semplicemente dietro a Biden sul sostegno militare. E nel momento in cui Trump sta provando a porre fine alla guerra, Macron
Merz, la von der Leyen, insomma questi leader europei cercano di darsi un ruolo e chiedono di fatto agli stati di cedere ulteriore sovranità per una difesa comune, per magari un esercito comune europeo, o comunque partendo dal fare maggiore debito per acquistare armamenti in un progetto che è questo Rearm Europe, che poi è stato cambiato con Readiness Europe, è un progetto diciamo dove le linee di guida sono sempre andate da Bruxelles. Ecco, quindi penso che su questo la Le Pen abbia centrato l'argomento. Si cerca di sfruttare ogni tipo di situazione per portare avanti una agenda contro la sovranità dei paesi. Ecco, e a proposito della scuola di formazione politica, di che cosa si sta discutendo in questi giorni? Che risposte vede, insomma, nei partecipanti, se lei segue i loro lavori? Io ho partecipato alla alla seduta di inaugurazione della scuola politica, quindi la prima che è stata fatta a fine marzo, prima del congresso federale, e diciamo che come ogni anno è una scuola dove gli studenti hanno modo di ascoltare i vari esponenti della Lega che aggiornano diciamo su quelle che sono le attività parlamentari. Quindi ad esempio quando sono intervenuto io si parlava del tema delle riforme e abbiamo spiegato insomma quali sono le 3 principali riforme che il governo sta portando avanti, quindi la riforma dell'autonomia, la riforma della giustizia e l'idea del premierato. Ma ad esempio, visto che il collega Gusmeroli ha parlato recentemente della battaglia sulla rottamazione quinquies, intervengono poi i nostri ministri che raccontano che cosa stanno facendo quota parte dei loro ministeri. C'è la possibilità di ascoltare anche diciamo giornalisti o esponenti politici non di area Lega, che in qualche modo invece aprono una visione su altri temi, aprendo anche un dibattito, un ragionamento, e ci sono poi ospiti come la Le Pen, appunto ospiti internazionali, quindi esponenti politici di partiti vicini alla Lega che spiegano quella che è la visione a livello europeo e quelle che sono le posizioni del Parlamento. Quindi è una scuola dove davvero si affrontano tanti temi, certo in pillole perché sono dei panel da mezz'ora, 45 minuti, ma chi partecipa insomma ha modo di farsi una buona infarinatura di tanti argomenti e soprattutto insomma la possibilità magari di vedere dal vivo quei personaggi che chi segue la politica magari ha sempre visto solo sui giornali e in televisione. Senta, per passare un pochettino alla cronaca italiana, ieri questo De Maria, questo omicida recidivo ormai, come possiamo tranquillamente definirlo, che aveva ricevuto una condanna a 14 anni e 3 mesi per aver ucciso una donna di appena 23 anni, e poi dopo, malgrado si fosse presentato come redento e diciamo così rieducato agli occhi del mondo, accoltella duramente un suo collega che viene preso lì lì per i capelli dai medici e si salva veramente per un pelo, e poi uccide un'altra donna, un'altra collega sempre dell'hotel dove lavorava. E poi allora arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori come Maurizio che dice: "Ma è mai possibile, se questo qua dopo una condanna del genere lavorava fuori in un hotel? È giustizia nonostante tutto?" mi chiede Maurizio. Ora accoltella per uccidere un altro soggetto. Che giudici abbiamo che difendono la spazzatura? Dice: solito bla bla inconcludente di una società allo sfacelo. Ora, a parte il fatto che i giudici applicano le leggi, ma che cosa possiamo fare sotto questo profilo, onorevole? Insomma, è chiaro che questo è un caso veramente limite, nel senso che questa è una persona che a quanto pare insomma, è stata valutata come in fase di riabilitazione, quindi con dei permessi per lavorare fuori e purtroppo nel momento in cui lavorava fuori è tornato a commettere dei crimini efferati. Fortunatamente non capita tutti i giorni. È chiaro che adesso dare responsabilità a noi da qua, non conoscendo le carte, è impossibile, insomma bisogna capire se sono state fatte delle valutazioni sbagliate sulle perizie psichiatriche, che tipo di comportamento avesse in carcere. Io penso che insomma, cercare di dare una funzione riabilitativa oltre che afflittiva alla pena sia doveroso, nel senso che alla fine
diversamente in carcere si rischia di aggravare ulteriormente lo stato di pericolosità dei detenuti. E in questo caso è evidente che qualcosa non abbia funzionato, ma è evidente che forse sono state fatte delle valutazioni sbagliate e magari qualcuno dovrebbe rispondere delle valutazioni sbagliate che ha fatto, permettere a questa persona di andare in un luogo di lavoro ed essere libera di commettere un tipo di reati così efferati. Cioè, bisogna capire se era prevedibile o se è davvero qualcosa di imponderabile. Però insomma, io posso dire le leggi onestamente ci sono, e questo è un governo che dal punto di vista della sicurezza, della giustizia ha fatto delle norme, sta facendo, continua a fare delle norme molto aspre. Adesso abbiamo il decreto sicurezza che arriverà alla Camera, che diciamo riprende le norme del disegno di legge sicurezza che era già stato approvato l'anno scorso e che poi si è impantanato al Senato, perché ci sono diciamo un paio di norme che andrebbero modificate secondo la Presidenza della Repubblica, il motivo per cui il governo ha deciso di prendere tutto il resto del contenuto del DDL sicurezza e farne un decreto, con un altro provvedimento che inasprisce pesantemente le pene su alcuni reati, che mette delle aggravanti pesanti per chi commette determinati reati. Quindi certamente una cosa che non si può imputare a questa maggioranza è sul versante penale di non aver cercato di portare il massimo rigore, la massima fermezza. Purtroppo poi questi casi purtroppo possono capitare e può capitare che deve applicare le leggi sbagli. Senta, per concludere, quali saranno ora gli appuntamenti di questa settimana per lei? Questa settimana alla Camera abbiamo il cosiddetto decreto immigrazione, che è quello che fondamentalmente permette di utilizzare i famosi centri in Albania non soltanto per chi viene recuperato in mare, ma anche per trasferire diciamo immigrati che sono nei centri di identificazione e espulsione qui sul territorio nazionale, e che permette quindi di trattenere anche quelli che non devono essere rimpatriati per le vie brevi. Quindi diciamo un decreto che serve a mettere a regime quelle strutture che sono state costruite per tenerle piene, insomma, per poterle utilizzare a pieno regime. Poi ci sarà il Premier Time questa settimana, quindi Giorgia Meloni verrà alla Camera dei Deputati per rispondere alle domande del Parlamento, e avremo un'informativa del ministro Urso sul tema dei dazi. Quindi direi che queste sono le cose più importanti della settimana. Poi ci sono delle ratifiche di trattati internazionali e altre cose, ma direi che i temi più rilevanti sono questi qui. Molto bene, allora buon lavoro e ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. 0292947222 se volete dire la vostra per telefono. Siccome c'è un dibattito qua sul Dio degli eserciti, scrive Marco, il teologo di famiglia cristiana è un fesso, anch'io sono teologo e lo storicismo è condannato al magistero perenne. Allora la chiudiamo qua con l'opinione di Gianfranco Ravasi, che credo sia cintura nera di teologia e biblismo. Su Avvenire scrive l'espressione biblica Yahweh Sebaot, Signore degli eserciti, non rimanda tanto alle armate ebraiche quanto piuttosto a un'immagine marziale applicata a Dio per celebrare la trascendenza e signoria cosmica. Nella fattispecie gli eserciti sarebbero gli angeli e le costellazioni celesti. E con questo l'argomento è chiuso. Ancora Maurizio, la giustizia non si applica, si interpreta dai giudici tra leggi contraddittorie. Ha ucciso e dopo 2 anni lavora fuori, bello come ufficio di collocamento per i nostri disoccupati, meglio la galera che l'università. Beh, non era da 2 anni che era fuori. La giustizia non si applica se no, questa l'hai già detta. Poi, caro Antonino, non mi stupisco più di niente, sapessi io, fratello. La nostra società reagisce al mondo islamico come le autorità agiscono quando una donna denuncia la violenza di un uomo. Stanno tutti a guardare, aspettano la provvidenza o aspettando Godot. Battute a parte, gli islamici lo dicono da sempre, noi usiamo semplicemente le vostre leggi se noi restiamo quelli che ben pensano a Dio. Un dissidente di nome Gianluca. Poi ancora, vediamo un po' che altro c'è. Qui ci sono, vorrei esprimere le mie considerazioni, Luca da Brescia. Ciao Luca. A riguardo del lupo, so che a qualcuno non potranno non piacere. Qua il problema è uno solo: i politici che seguono le lobby degli agricoltori allevatori, di cacciatori che come novelli Rambo spingono chi ignora a promuovere leggi criminogene.
Mentre i primi hanno perso la capacità di fare il pastore nel vero senso del termine, i secondi si sentono dei Rambo sol perché hanno un fucile in mano. Li vedo qua nei boschi vicino alle nostre baite. Ai politici posso solo dire che state facendo un grosso sbaglio, come nei secoli scorsi ne fecero uno sterminando i lupi. Qui il problema è uno solo, l'incapacità dei politicanti di ascoltare gli scienziati, quelli che studiano la fauna e che asseriscono esattamente il contrario di quello che le lobby dei cacciatori e degli agricoltori chiedono. Quando con l'ignoranza si governa un paese, normalmente si combinano guai. Chi paga di solito è sempre chi non ha voce. Ora saranno lupi, un domani saranno gli umani che sono un peso. Concludo dicendo che i cacciatori che uccidono commettono un crimine verso gli animali a livello psicologico è considerato un segnale di comportamenti violenti nei confronti degli esseri umani. Un saluto, Luca da Brescia. Abbiamo 3 telefonate, pronto chi è là? Nando da Pioltello, Antonino. Ciao Nando. Luca da Brescia è un asino patentato, tanto per cominciare, uno che probabilmente vive nella ZTL, in campagna non c'è mai andato, perché Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, già 40 anni fa, diceva che il problema forte erano i lupi imbastarditi coi cani selvatici, perché non hanno paura dell'uomo. Quindi proponeva di fare test genetici a ogni abbattimento e nel caso che il branco fosse geneticamente contaminato sterminare l'intero branco. Lui non lo diceva con queste parole un po' drastiche, ma il senso era quello. Bisogna fare in modo che gli animali selvatici restino selvatici e che abbiano paura dell'uomo, caro Luca da Brescia, così si convive, altrimenti non si convive. Seconda cosa, tu che sei calabrese, Molinari che è piemontese, avete un po' mancato il bersaglio sulla faccenda lì del femminicidio, dell'aggressione, eccetera. Perché il problema non è tanto che uno esca a fare dei lavori per reinserirsi nella società, il problema è che questo era in galera per avere ammazzato una prostituta e l'hanno mandato a fare il portiere d'albergo in via Napo Toriani. Chi conosce Milano sa che via Napo Toriani, via Zuretti, via Panfilo Castaldi, da almeno 50 anni sono zona di ragazze squillo, escort di lusso, non viados, transessuali italiani, marchettari gay, hanno tutti lì i loro piedi a terra in queste stradine qua, quelli che lavorano in casa, per strada non li vedi, ma in casa ci sono. Quelli che non hanno proprio il piede a terra vanno negli alberghi. È una situazione che va avanti da 50 anni, mettere uno che aveva già ammazzato una prostituta in via Napo Toriani come mettere un diabetico in pasticceria. Con questo ti saluto Antonino, ciao. Grazie, sai, forse non è che io so calabrese e l'onorevole piemontese, l'onorevole Molinari, semplicemente noi certi posti non li frequentiamo probabilmente. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, sono io? Sì, Walter, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno anche a te. Mi dispiace per la Vibonese, ma noi ieri che possiamo abbiamo fare? vinto 2-0. Beati voi. Ascolta, 2 cose. La prima è questa. Animali selvatici, il lupo. Guardate che il lupo riproduce in continuità perché sono stati liberati a suo tempo i cinghiali, perché c'è una proliferazione di cinghiali, lo sappiamo tutti, e il cinghiale ha come unico, cioè chi lo tiene sotto controllo dovrebbe essere il lupo. Eliminiamo il lupo se erano pieni di cinghiali. A parte questo, che l'unica cosa sulla quale non sono d'accordo con la Lega è il settore animalistico, ma l'altra cosa è questa. Ho letto un libro bellissimo che sto consigliando quando posso, che si intitola Fratello Lupo, ma non c'entra niente col lupo. È un libro scritto dal cappellano, frate cappellano del carcere di San Vittore, che non da psicologo, ma da ultrapsicologo, lui per ogni detenuto che si rivolgeva a lui, che accettava le sue chiacchiere, che parlava con lui, interpretava immediatamente il fatto se questa persona fosse in qualche modo convertibile, ovvero non più in grado e non più con la volontà di fare quello che aveva fatto prima. Cioè se si fosse redento, questo era il discorso. A parte la religione, lui capiva immediatamente, parlando con una persona. Allora la domanda è, ma un po' di questi psicologi in convento li vogliamo mandare? Io gli psicologi dei tribunali in qualche modo li conosco e devo dirti che non mi farei curare da loro neanche un'unghia incarnita, ma neanche
è incredibile, c'è una, come dirti, incapacità, una assoluta mancanza di professionalità. Cioè non sono in grado, la persona non è che deve soltanto, la intuisce anche guardando, non dico lombrosianamente, ma quasi. E questo, secondo me, chi lo ha valutato andrebbe preso calci nel culo, ma dalla mattina alla sera. Tutto qua. Ciao Antonino. Ecco, per chi lo volesse prendere, questo libro è di padre Fabio Finazzi, Fratello Lupo, un francescano tra gli ergastolani, edizioni Paoline. Va bene, altra telefonata, pronto, chi è là? Ecco qua, lo stalker mattutino. Buongiorno a te. Allora, caro Danna, Sì. ultimamente nel 70-80% dei casi sono sempre in disaccordo con lei, ma questo è il piacere del dibattito. Certo che si è ridotto proprio male a leggere il libro del cialtrone fiorentino e massone di Matteo Renzi, un infame totale. Va bene, comunque ognuno ha le sue letture e lei evidentemente si diletta così. Ma io oggi io cerco di allargare il più possibile il giro delle idee. Poi, francamente, al di là del fatto che io non condivida una virgola del pensiero di Renzi, è sempre bene sapere cosa pensano gli altri. No, Sempre ma io utile. penso che uno sai, può toccare il fondo, però dice si può sempre scavare. Però allora io non è questo, ho chiamato per questo. Io ho chiamato per il semplice fatto che Pier Silviuccio è Marinuccia nostra. L'altra volta lei le dice, ma quello che fa Pier Silviuccio non ha importanza, tanto è un editore privato. No, si dà il caso che Pier Silviuccio finanzia Forza Italia. Se Pier Silviuccio finisce, chiude il rubinetto, Forza Italia chiude. Allora, siccome la china che stanno prendendo le sue trasmissioni a Mediaset, e io sto denunciando questa cosa, devo fare l'elogio postumo, ovviamente non è, di Marco Travaglio. Su Berlusconi e il suo giro e la sua famiglia aveva pienamente ragione, e io vedo molti anti-berlusconiani che oggi sono ospiti fissi nelle trasmissioni, no? Comunisti incalliti, gente di Repubblica, che vanno. L'unico che ha avuto la spina dorsale, sto dicendo, di non andare mai in una trasmissione Mediaset, bisogna riconoscere, è Marco Travaglio, che sarà pure antipatico, però c'ha la schiena dritta, va bene? Non aggiungo altro rispetto a quei pecoroni di sinistra che vanno adesso tutti ospiti sempre nelle trasmissioni, hanno messo le tende a Mediaset. Devo dire che Travaglio su Berlusconi e il suo giro, la sua famiglia, aveva ragione, e purtroppo mi tocca riconoscerlo, ed è l'unico coerente che non va mai a Mediaset. Buondì, una cosa però, non mi piace questo linguaggio da bar, che quello è un massone, l'altro un pecorone, le cose si possono dire senza bisogno di insultare gli altri. Però resta un fatto, mio il castello, mie le regole. Mediaset è di proprietà della famiglia Berlusconi, quindi se non ti dispiace comandano loro a casa loro. Non è che posso andare io e dirgli, oh ragazzi, mi ha detto Mario D'Arieti che prendete troppi comunisti. Mi guarda Pier Silvio Dudi, mi fa una risata e finisce lì. Pronto? Chi è là? Comunisti? No, scusate, ogni tanto la buonanima. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Tocca a me? Sì. Buongiorno. 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 Dunque, io volevo dire questo. Qui è da 2 mesi che tra comignoli, gabbiani, papi, preti e quant'altro abbiamo Cavour che si sta rigirando nella tomba. Perché non si capisce più se l'Italia è diventata una teocrazia o continua a essere un paese laico, perché noi ce l'abbiamo con l'Iran, ma noi siamo a quel livello, a questo punto. Quindi io capisco che questo lì, il nuovo Papa, quello che chiamano Papa, si lamenti perché non ci sono più le vocazioni. Vorrei spiegargli che l'istruzione è l'antitesi della superstizione. Tanto è vero che quando Vittorio Emanuele II istituì le scuole elementari obbligatorie nel 1865, il Papa di allora gli scrisse una lettera infuocata perché era contrario, e lo credo che era contrario. Più sai e meno credi alle cretinate. Finito?
Buona giornata. Ogni tanto accogliamo anche qualche vecchia storia d'antan che ha sempre il suo senso. Poi francamente dire che siamo come l'Iran, vacci a Teheran, poi vediamo che succede. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Pronto? Non essere timido, ti stiamo aspettando. Non è pronto, sono le 9:28, chiudi Francesco. Allora, si sono fatte le 9:28, chiudiamo con queste due ultime zappe che avete mandato. Anche i camosci, quando sono troppi si ammalano. Abbattere selettivamente i cinghiali che invadono città e paesi non mi sembra un crimine. Ciao Silvio da Torino. Ancora, il declassamento del lupo e l'apertura della strada all'eliminazione della specie. Il problema andava gestito da esperti, non certo da politici. Questo porta ulteriore astensione dell'elettorato di destra al voto. E ancora, per combattere il tuo nemico lo devi conoscere, anche leggendo il suo libro. Certo che sì. Io per esempio, dopo aver letto il libro di Renzi, ora sto leggendo le memorie del cardinale Vantuan. Il cardinale Vantuan nel 1975 era un vescovo cattolico, venne preso dai comunisti, dai Viet Cong, e gliele fecero passare di tutti i colori. Se vi capita, leggetelo, cercate di informarvi su chi è François Nguyen Van Thuan e vi renderete conto intanto che è un santo, secondariamente che pur essendo un uomo di grande cultura credeva alle cretinate, come ha detto con questo ateismo ottocentesco ormai sconfitto dalla storia l'ascoltatore di poco fa. E poi per finire scoprirete quanto fa schifo il comunismo e quanto fanno schifo certi regimi che si propongono di liberare l'uomo togliendogli Dio, la libertà e tutto quanto per stabilire la dittatura del proletariato. Così, tanto per tenere il segno e per tenere il punto. Con questo io vi ringrazio. Adesso liberamente e ci ritroviamo alle 15 con l'altra metà della radio con Laura Ravetto e poi a seguire alle 18 ci sarà Zoom. Grazie a tutti, a più tardi.